Eccoci amici, guarda, è stato un grande, nemmeno a farlo apposta, subito vabbè. Allora ci siamo amici, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento diretto con noi di Al Lupo al Lupo, naturalmente in tour, questa sera non siamo dallo studio, siamo in tour, siamo in uno dei locali più belli di Cosenza, naturalmente è al centro della città, in piazza 11 settembre, vicino alla prefettura, via Tagliamento, però è quello, naturalmente qui a Cosenza, uno dei locali più belli della città. E pensate, niente poco di meno, lui nel 1905 l'ho incontrato, no, Aldo è un grande barman. Io ti saluto, vabbè, hai iniziato, ti ricordi i giochi sotto le stelle, quanti sì, anni? buonasera, sì. Ed eravamo anche sempre, era a Torre Mezzo e poi avevamo fatto a Fuscaldo dall'Acquapark, ed era un ragazzino. Adesso pensate, Aldo lo conoscono tutti, ormai è il numero uno, se così possiamo dire, nel nostro settore. Però, visto che sei il numero uno, mi fai qualcosa veloce per il Cosenza? Facciamo un cocktail molto particolare. Glielo facciamo vedere proprio in diretta, vai, un attimo soltanto, poi diamo la linea Erika senza flair, perché lui è acrobatico, una volta, adesso diciamo con gli anni si è un po' appesantito. Comunque amici, prima di dare la linea alla nostra Erika, vi voglio ricordare il numero per la diretta, qui 330-469898, questo è il numero per partecipare in diretta alla trasmissione. Pensate, questo cocktail questa sera lo facciamo bere a Fabio, che si chiama pure Fabio, vero? Fabio naturalmente è un grandissimo amico nostro, amico di Sergio, no? Tu lo sei con Scintilla, lo salutiamo anche Sergio, eccolo qua. Cosa hai preparato? Cos'è questo? Un daiquiri molto antico che si chiamano i daiquiri dei Cantineros di Cuba, che si fanno con dei rumi che preparo io sottovuoto, diciamo la mixology, che adesso non è più flair, ma è solo, con degli homemade che preparo io, passion fruit e altri. Bravo, indrugli. Però era bello quando li lanciavi con la bottiglia. Ma ora ho 55 anni. Se no voglio una cosa. C'è la fornera, visto che dobbiamo lavorare. Quindi non è ora che, sì, ci occupiamo di altre cose. Vabbè, dai. Comunque sei un grande, io ti ringrazio. Allora, Fabio, poi mi dirai com'è. Nel frattempo che Aldo prepara, ecco, lo vediamo, il cocktail, io direi di conoscere gli ospiti della trasmissione, ma ricordiamo che il Franklin non è solo cocktail e quant'altro, ma dal Franklin si mangia bene, poi più tardi vi dirò. Allora, un grande applauso per Erika, eccola qua. Buonasera a tutti, benvenuti. Buon lunedì a tutti, ci siamo ritrovati questa sera dopo una partita alquanto, tra virgolette, non faccio nomi, un pareggio non ci stava e ci voleva una vittoria. Ma purtroppo siamo qui per discutere anche di questo stasera. Siamo al rock and roll, sento da lontano che ci prepara già un bel cocktail. Scherzi a parte. Comunque. Ricordiamo che ci sono ospiti ragazze stasera, le ragazze della Coscarello. Tante ragazze stasera che mi fanno finalmente compagnia, non sono l'unica donna. Non sei l'unica donna per me, era la canzone bella degli anni 1907, insomma, noi veterani. Allora, Aldo, sei pronto? Adesso ti do la linea. Un attimo soltanto che chiudiamo subito la partita. Fabio, eccolo qua. Come si chiama questo cocktail? Un daiquiri dei Cantineros, molto antico. Venite qui ad assaggiare perché è veramente buono. La Poi scuola ce dei l'hai più Cantineros è la tardi. prima scuola del mondo di Cuba. Io ho studiato un pochino, quindi qualcosa non acculturato. Grazie Aldo, a dopo. Grazie. Ciao, saluto anche Luigi Gaudio che è dall'altra parte, voi non lo vedete. Erika, vai, prego, ospiti. Sì, iniziamo subito a presentare gli ospiti della serata. Innanzitutto stasera con noi abbiamo la squadra di calcio femminile d'eccellenza, calcio femminile di Castro Libero, di Eugenio Coscarello. Di fianco a me il mister allenatore Antonello Caputo. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera e grazie per l'invito. Spostiamoci da questa parte a conoscere gli altri ospiti. Michele Geraso. Buonasera e benvenuto Michele. Buonasera, grazie per l'invito. Da questa parte abbiamo il signor Elio Principato, buonasera e ben ritrovato. Buonasera a tutti. E un saluto a una signora che mi ha visto in farmacia. E per il coronavirus ti ha visto, no? No, ma visto in farmacia No, è arrivato stasera, pensavo, scusa, è arrivato a 5 metri, ma 5 metri come facciamo a parlare a 5 metri? A 1 metro, vabbè. A 2 metri, vabbè, ok, a un metro, vabbè. E questa signora mi ha visto nella farmacia di Pellegrino a Rente. E che ti ha detto? E dice, ma io vedo ogni volta, dice, questa trasmissione era russa se non sbaglio, dice, mi porti i saluti caramente, dice, a quello con i capelli a leone, quel leone, sì. Padre Fedele, per una Padre Fedele non c'è, quindi cara signora, i saluti, però non ricordo il cognome e mi deve scusare. Va bene, l'abbiamo salutata la signora. Vito, buonasera. Vito De Marco, buonasera anche a Vito, vai. Buonasera anche a Vito. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori che ci seguono da casa.
Da questa parte abbiamo un altro Vito Castrignanò, detto bene? Sì. Detto benissimo. Il mio cognome è difficile, ma lo hai pronunciato benissimo. E quindi ringrazio l'amico Fabio di avermi invitato, di avermi dato la possibilità di dire il mio parere sull'attuale momento del Cosenza Calcio, quindi poi nel corso della trasmissione avrò questa possibilità, grazie. E questa sera abbiamo il piacere di Abbiamo ospitare, l'ospite, dopo tanto diciamo, tempo, dopo tanto tempo, benvenuto tra chi di è? noi all'addetto stampa del Cosenza Calcio, Gianluca Pasqua, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Gianluca è tante cose impegnato da dire. su tanti fronti, Gianluca è impegnato. Però la notizia buona è quella che è stata convocata a Senzio, no? Lo possiamo dire? Esattamente. Quindi, e Riviera ancora no. Grazie Gianluca, ma ne parliamo, fra poco ne parliamo. Allora, Prego. qui rimane a presentare l'altro mister della squadra di Eugenio Coscarello, la squadra di calcio femminile, nonché mio compagno di classe Fabio Emiliano Aito. Buonasera e benvenuto. Milano ha anche un trascorso nel Regno. Buonasera a voi, sì. Buonasera a tutti, buon divertimento e grazie. Ma tu sei per tifoso del l'invito. Cosenza, dai? Io sì, sono tifosissimo. Ma questi del ragazzini Cosenza. qua, tutti tifosi. Questi ragazzi sì. sono il capitano e il vice capitano degli esordienti Eugenio Coscarello. Quest'anno partecipiamo al torneo che alleno anche io, sì. Partecipiamo al torneo Elite, quindi insomma una bella soddisfazione. Una bella realtà, se non mi sbaglio siete associati Milan. Sì, Milan siamo Academy. affiliati Milan come scuola calcio, insomma una bella esperienza, facciamo corsi di formazione, siamo sempre aggiornati, quindi insomma non c'è che da divertirsi. E questa è la cosa più importante, poi conosciamo anche le ragazze perché il calcio femminile militate nel campionato di eccellenza. Eccellenza regionale, sì. Abbiamo anche il Cosenza Calcio che c'è la squadra femminile, vero Gianluca? Sì. Domenica faremo la finale di Coppa. Quindi Dove? E ancora lo stadio non è stato decretato, però insomma vediamo di poter fare del nostro meglio. E beh, in bocca al lupo, dai. Crepi. Allora sentiamo questi bambini, dai, ancora non c'è la fascia protetta, però insomma... Innanzitutto buonasera a tutti, sono Luigi Ruffolo e sono il capitano della categoria esordienti. Ah, bravo. Buonasera, io sono Giuseppe Golia, vice capitano della squadra Eugenio Coscarello. Bravo, anche te. Quanti anni hai? 13. 13. Invece le ragazze sentiamo... Tu come ti chiami? Morena. Morena. Buonasera, sono Morena Donato e sono una giocatrice dell'Eugenio Coscarello. Cosa ti ha spinto a partecipare a Miss Italia? No, perché queste sono le domande che fanno a Miss Italia. Ora, al calcio femminile, perché hai scelto il calcio femminile? È una passione che avevo da quando ero piccola. No, perché allora per Miss Italia io saluto il mio amico Carmelo Ambrogio, un abbraccio a lui, anche alla moglie, perché hanno questo concorso in Calabria, però è vero, quando ti chiedono dice, perché partecipa a Miss Italia, di solito sono sempre le mamme, capito? Mai i papà. Invece per il calcio sono sempre i papà che spingono a giocare, magari volevano un calciatore, però si realizzano con te sicuramente. Allora, prego, l'altra ragazza invece? Salve, buonasera a tutti, sono Carla De Luca, il capitano della squadra femminile dell'Eugenio Coscarello. Invece però non mi hai risposto chi ti ha spinto a partecipare a giocare al calcio. Mio padre. Tuo papà, hai visto? Sì, Ho detto papà. bene allora. Come si chiama il tuo papà? Daniele Donato. E lo salutiamo, signor Donato, un abbraccio da parte nostra. Ciao papà. Allora, poi invece, voi siete tutti di Castrolibero, siete? Sì, io sì. Tu come ti Io chiami? Sto libro, Carla. Carla, prego. Carla come? De Luca. De Luca, prego Carla. Invece per te, questa passione per il calcio femminile? È nata da me perché in famiglia non sono tifosi, però io ho questa passione da quando sono piccola e quindi ho deciso di giocare. Lo segui il Cosenza Calcio? Sì, lo seguo spesso. Cosa non ti piace di questa squadra? Sono troppe cose che non piacciono. No, cosa non ti piace e cosa ti piace? No, vabbè, parleranno magari loro che sono più competenti. Ah, tu non ti vuoi sbilanciare. Diranno la verità. Va bene, allora la classifica è quella senza tu. Prego, invece tu come ti chiami? Salve, buonasera, grazie per l'invito. Sono Alessandra Pascuzzo, sono Sì. il vice capitano dell'Eugenio Coscarello Voi femminile. studiate naturalmente, che Sì, scuola? all'università, secondo anno, Scienze dell'Educazione. Siete bravissimi. E poi su meritano un applauso, quelli, perché veramente, di la verità, dai, sono ragazze belle pulite, il calcio, quello che naturalmente deve... Allora facciamo girare il microfono, io direi di aprire subito voce e microfono, lo diamo all'anziano, diciamo, no? L'anziano di turno, diamo la voce e il microfono, prego, Elio Principato. Elio, buonasera. Allora, Buonasera. qualcuno già ci danno per spacciati, quello dice non ce la facciamo, ancora il campionato è lungo, tu l'avevi detto già da più tempo. Un allenatore che già domenica l'ho mandato all'altro paese. Beh, perché? Che fa? Non puoi tenere in banchina il giocatore e far giocare altri, insomma, per cortesia. Allora, Per tu cortesia. invece chi non ti è piaciuto domenica? Come chi non mi è piaciuto? Perché? Perché sono convinto io, camo c'è Giampiero, mi devono dire... Giampiero, chi è Giampiero?
Gianluca, questo Riviere che se n'è andato in Francia. Ma che cosa c'ha? Si può sapere? Si può sapere che c'ha i motori, ecco qua, non chiedo la domanda di riserva, rispondo subito, perché ho appena sentito fra l'altro il responsabile sanitario Enrico Costabile proprio per gli ultimi aggiornamenti. Ma non sono state licenziate, se non sbaglio. No, nessun licenziamento. Bonofiglio una cosa alla volta. Però Eli, se tu fai una domanda dacci una risposta. Bonofiglio si è dimesso. E che Costabile non è andato a Venezia perché ci aveva la febbre. Scusa, ma ti dico una cosa. Scusa Gianlo, voglio chiedere. Marzullo faceva fatti una domanda e datti una risposta. Mo se tu ti fai la domanda, tu poi la risposta e fallo parlare, no? Io ho letto le interviste del dottor Bonofiglio che dichiara queste cose, ci sono le dimissioni, stop, poi perché non sia andato sulla febbre e altro, comunque non metto bocca su questo, però il responsabile sanitario è, a differenza di quello che è stato detto, Enrico Costabile. Ho appena parlato con lui della situazione di Rivière, sono contento che Asensio sia convocato perché ha avuto una contrattura evidentemente risolta, ha fatto l'allenamento con i compagni, domani è disponibile per la partita. Per quanto riguarda Rivière invece veniva da un infortunio più serio muscolare che ha si è allenato. Il problema è che non si rischia un giocatore che viene da un infortunio più serio, molto più serio di quello di Asensio, che aveva una contrattura, ripeto, la risonanza non ha evidenziato altro e dunque può giocare. Rivière invece si rischia di perderlo se poi non è completamente guarito, pronto per la partita, che dà degli stimoli sicuramente diversi rispetto all'allenamento. Detto questo, sarà disponibile per la gara con il Chievo. Pienamente disponibile. Sei contento, Elio? Quindi tempo al tempo, chi va piano? Io personalmente dico solo un fatto, che la partita di domani sera è importantissima, dai. O si vince o si perde, perché se non sia mai non vinciamo domani sera, caro Gianluca. E ben verti i giocatori di mettercela tutta, altrimenti pigliassero i valigie e andare via tutti questi in prestito se ne devono andare. E chi gioca dopo? Non giocano i ragazzi della primavera. Questo Eva che viene convocato e poi nemmeno. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far giocare i giocatori che sono in prestito perché con i procuratori. No, per favore. Allora, vi invito a tenere. Abbiamo iniziato malissimo abbiamo iniziato, perché non si possono innanzitutto dare questi segnali e questi messaggi negativi di andarsene, prendere le valigie. Dobbiamo giocare fino all'ultimo secondo con questi ragazzi, rispettarli, tifare per questi ragazzi qualsiasi sia il risultato e soprattutto non mettere in giro queste voci su chi gioca, chi non gioca, è questo che se giocano per fare i procuratori eccetera eccetera, giocano perché ci sono gli allenatori che fanno delle scelte precise e quindi vogliamo fare una discussione. Ma non sono discussioni, queste sono accuse infondate, non si possono ascoltare. Il giocatore in prestito non gioca con la voglia che deve giocare. I giocatori in prestito hanno tutto l'interesse a giocare. Tutino era in prestito, Palmiero era in prestito. Mi sembra che li avete idolatrati l'anno scorso. Allora, Gianluca, è un suo pensiero che è un pensiero sbagliato, è un pensiero sbagliato. Allora, un pensiero sbagliato quello dice, ma lui dice una telefonata, sentiamo chi abbiamo, pronto? Buonasera, sono Pasquale da Acri. Buonasera Pasquale da Acri, benvenuto. Cosa vuoi dire Pasquale? Già Elio, visto, ha acceso già amici, insomma, quindi... Niente, volevo dire solo che domani dobbiamo stare vicino alla squadra e dobbiamo smettere di fare polemiche. Pensare alla partita di domani e poi se ne parlerà, perché ancora il campionato è lungo. Bravo. Ma lui Eli è così perché aveva sta cosa che gli girava in testa da tanto tempo, no? Perché poi è vero, noi siamo abituati così, siamo legati ai risultati, è ovvio che la politica che ha fatto la società, no, poi adesso dobbiamo accettare perché è questa. È ovvio che sicuramente un ragazzo che scende anche in prestito si deve mettere in luce, non penso che uno non gioca perché è in prestito, è interesse anche suo Elio. Poi se la prestazione la vogliamo diciamo, discutere, ci sono giornate belle, giornate meno belle, parliamo di esattamente. Comunque adesso Pasquale il messaggio che dobbiamo lanciare è quello sicuramente di far sentire il grande calore domani sera a San Vito, ma quello non è mancato mai perché... Quello dobbiamo dire che io faccio di andare tutti allo stadio e vi auguro una buona serata. Grazie, un abbraccio
tutti gli amici che seguono il Cosenza Calcio dalla provincia, anche dall'estero, dall'Italia tutta. Grazie per la telefonata. Grazie Pasquale. Prego Vito, allora Vito, abbiamo messo carne al fuoco, hai visto? Sì, certamente io pur rispettando i pareri degli amici qua presenti non li condivido, perché comunque parliamo di calciatori in prestito, di cose. Io dico una cosa, che questi calciatori oggigiorno vanno tutti sostenuti, perché per il momento dobbiamo remare in un'unica barca, dobbiamo fare quadrato attorno a tutto l'ambiente, per il semplice fatto che abbiamo un obiettivo da raggiungere. Questo obiettivo lo si raggiunge soltanto se si dà serenità all'ambiente, se all'ambiente lo si carica in un modo positivo e soprattutto se si mettono i nostri ragazzi nelle condizioni di scendere in campo con la mente libera, tranquilli e sereni. Certo. Anche perché poi a fine campionato, se il Cosenza, come io sono convinto, rimarrà in Serie B, questi ragazzi di cui parlava poi Zio Elio, sono in prestito, vanno via, quello che rimaniamo siamo noi, quello certo, che rimane è il nome del Cosenza che Calcio. Scusami Vito, ma oggi che tu vai allo stadio vai a contestare, assolutamente no, i processi abbiamo tempo di farli e li faremo a tempo dovuto, a tempo debito. Aspetta, siccome c'è non lo so se è leggenda metropolitana, questi ragazzi che li vedono nei locali, che la sera sono in giro, che si ubriacano, poi io non lo so. Io non l'ho visto personalmente, non però, posso giudicare. Oggi sembra un po' eccessivo questo, oggi noi abbiamo questi giocatori e questi giocatori vanno sostenuti. Certamente sono d'accordo con Gio quando dice che avevamo dei giovani promettenti di Cosenza, a loro poteva essere dato maggiore spazio. Se così non è stato, purtroppo speriamo che lo sia in futuro. Per il momento oggi scende in campo X e dobbiamo sostenere X. Bravo. A noi non interessa, carissimo Elio, i procuratori, il discorso dei procuratori, a noi interessa vincere e dobbiamo fare in modo che la squadra vinca dietro il nostro sostegno e soprattutto dietro la nostra fiducia. Con il supporto anche di Francesco Calvelli, guarda, dobbiamo dare fiducia a il supporto di Ciccio Calvelli, che lì vedi che è un tifoso che poi più tardi lo sentiamo. Tu non pensare che te la scappi. Sono 9 domeniche che stiamo dicendo. La domenica successiva, da lì inizia il campionato. Doveva iniziare da Venezia, inizia domani. La verità è una: se domani sera noi non vinciamo e non ci mettono tutto quello che ci quello è un altro discorso, bravo. Domani sera e vincere. Per me il campionato è finito e quindi è inutile a tenere gente a stipendio, alla casa. Mo ci dici ma Guarasci, poi va bene. E domani dobbiamo vincere, d'accordo. Sentiamo Michele. Se i ragazzi devono andare a casa, questo non è un discorso che a noi ci interessa e che al momento noi non dobbiamo assolutamente aprire. Allora in questo scusate, c'è un'altra telefonata, poi sentiamo Michele. Stasera siete capitati una serata proprio, capito? Piano, Aita si sta scialando in dialetto, brava Aita, prego. Vai. Sono Franco da Cosenza. Prego. E volevo fare una domanda al capo ufficio stampa, il signor Pasqua. Volevo sapere che misure hanno preso i giocatori, parlo di profilassi, quando vanno a giocare al nord, per esempio sono andati a Venezia. Ora la mia paura è che quando andremo a giocare a Cremona, che problema si giocherà sì a porte chiuse, ma i giocatori quando andranno per dire il ristorante, vanno in albergo, poi vengono qui a Cosenza. Io vedo qui da me sotto a Viale del Re, vedo i giocatori che fanno la spesa, non c'è il pericolo, cioè non è nessuno ha detto niente, i contagi può venire, perché se noi vediamo tutto quello che è successo bene, Nord Italia, ma dal centro-sud, tutte le persone che hanno avuto questo cosa sono tutte persone che sono andate per dire in Lodi, Cremona, non vi siete posti il problema che c'è qualche problema, oltre alle misure profilassi, ma anche non si è detto niente alla Lega di non interrompere qualcosa? Mi dia una risposta a lei. Grazie, buonasera. Prego Gianluca, vai. Allora, lo ringrazio per la domanda. Noi ci siamo posti il problema. La nostra società, come tante altre, erano per sospendere il campionato, ma tutto il campionato, non soltanto le partite delle cosiddette zone rosse, gialle, con problemi per le tifoserie, eccetera, eccetera. Questa era l'idea, ma non è stato chiesto il parere, a meno che io sappia, alle società, non è stato chiesto né un parere vincolante né un parere che potesse dare una mano a decidere. È stata una decisione
imposta dall'alto che le società hanno subito, così come l'hanno subita le altre società che per qualsiasi motivo volevano scendere in campo. Io non seguo la Serie A per ovvi motivi, seguo la Serie B, però so che ci sono state delle polemiche in Serie A. Detto questo, il Cosenza ha preso le misure massime per arrivare lì a Venezia in sicurezza, tant'è vero che ha viaggiato su un vaporetto esclusivo che era stato sanificato, sono stati dotati i giocatori di mascherine della migliore qualità, dei guanti, naturalmente degli igienizzanti, anche in albergo è stata accurata la profilassi, però avremmo preferito, ripeto, che il campionato si fermasse, fosse sospeso per un mese, per superare questa fase critica, visto che si dice, lo dice l'OMS, che questa è la fase critica in cui si spera poi si riducano i contagi. Il Cosenza ha la sfortuna di dover giocare in trasferta, come ha citato lei, a Verona, a Cremona, e dunque per noi era utile sospendere tutto il campionato per evitare poi di fare figli e figliastri, di lasciare squadre con 3-4 partite da recuperare. Infatti, e altre invece che andavano avanti, perché poi recuperare le partite non è facile. Quindi era meglio sospendere, tanto la Serie B non deve... Guarda, l'unica cosa, una cosa buona l'ha detta anche Elio, ha detto, guarda, sospendiamo questo campionato, lo ritiriamo, finisciamo 0-0, è chiuso, hanno 0 e non scende nessuno. Domani per esempio noi avremo il Cittadella in casa. Non sarà consentito ai tifosi del Cittadella di arrivare a Cosenza, mi sembra la minima misura, qualcuno si è lamentato anche dei tifosi del Cosenza, però meno persone viaggiano, meno persone ci sono e più... sì, io sono categorico su questo, al di là di quello che pensa la società e altro. Io sono per il rigore assoluto in questa fase, specialmente in Calabria, che per il momento conta soltanto una persona, come sapete, che è positiva, per fortuna senza sintomi, anche la moglie, come abbiamo detto al telegiornale, risulta negativa. Grande attenzione a chi scende, grande coscienza, anche se è difficile affidarsi totalmente alla coscienza delle persone, bisogna essere rigorosi. Bravo Gianluca, e meglio ha fatto poi, perché vedi, allo sport poi i messaggi devono arrivare, adesso è chiarito. Grazie Franco per la telefonata, però io ragazzi, visto che voi parlate del calcio, vabbè, che voi il calcio femminile, però c'è una società qui di Cosenza Calcio a 5, la Pirossigeno, il presidente Pino Fuoco che salutiamo, sono in Serie A, quindi un applauso, hanno raggiunto la Serie A con 4 giornate di anticipo, poi 5, non mi ricordo bene, comunque augurone, in bocca al lupo alla Pirossigeno, calcio a 5 in Serie A. C'è una telefonata e poi, se non mi sbaglio, abbiamo la pubblicità. Allora, fai la telefonata e poi andiamo in pubblicità. Buonasera, prego. con chi parlo? Un attimo, Giuseppe, Massimo, prego. Erika. Buonasera Massimo, cosa volevi dirci? Mi riallaccio su quello che dice Gianluca, facciamo un invitamento alla squadra per domani, che è una partita che ci vale la permanenza in Serie B, quindi bisogna stare in sinergia, compatti, uniti e come una pigna per raggiungere questa salvezza, quindi di essere massicci allo stadio e di essere vicino alla squadra in questo momento di difficoltà. Che vinciamo. Grazie Massimo, dai, grazie. Un abbraccio a Erika e a tutti i tuoi ospiti, buona serata e buon proseguimento. Grazie, ancora non è finito. Elio è un po' scettico, dice, ma lui dice io lo dico perché gli voglio far sentire il fiato sul collo, si devono impegnare, e l'ho capito, Elio, però purtroppo... Per dire a Gianluca, ma Guadascio, il presidente del Cosenza, non fa parte della Lega Calcio, mi sembra che fa parte della Lega. Sì, l'avete sentita una parola, una, che avrebbe detto guarda che io la squadra non la mando a Venezia, perché un presidente che si rispetta si doveva rifiutare di portare, ne davano la partita persa, tanto per dimostrare, ci davano la partita persa e poi si vedeva. L'avete sentita una parola di questo presidente? No, il presidente che ti deve dire, il presidente doveva dire, ci rifiutiamo di andare. Qualsiasi cosa faccia il Cosenza del presidente adesso Aereo non va bene, quindi no, abbiamo preso un punto a Venezia e potevamo anche vincere, bastava la palla entrasse. Detto questo, vabbè, non mi va bene, no, perché la partita di domani sera il presidente invece di lasciare quei prezzi doveva fare il 50%. Aggiunge questo, come dice Fabio Carmine al fuoco. I prezzi purtroppo sono
normale, cioè non è questione di... Detto questo, il Presidente quando agisce, lo ha fatto ultimamente anche con comunicati, però non è solo lui interessato, è una questione di tutti i Presidenti, ma soprattutto io tiro in ballo un'associazione, tiro in ballo l'AIC, perché quelli che rischiano di più sono i giocatori. Dov'è l'AIC? Perché è stata in silenzio l'AIC? Perché sono i giocatori che vanno a giocare nelle trasferte, sono quelli che poi tornano a casa. L'associazione della calciatori non ha detto niente, però infatti pure io non ho letto, chiedo scusa nessun se comunicato, qualcuno ha fatto un comunicato dell'AIC e io dire che non sono stato attento, però io non ho visto queste cose. Infatti, io dall'AIC mi aspettavo qualcosa, i presidenti sicuramente avranno parlato col presidente Balata, la decisione è stata presa, come ripeto, stanno giocando tutti. Io vado ancora più in alto, penso al governo che ha fatto un decreto con la scappatoia, sospendiamo gli eventi sportivi nelle regioni, salvo poterli poi disputare a porte aperte, a porte chiuse, ed ecco, è stato fatto. Chiudendo invece le porte per 2 settimane rigorosamente, non c'era la possibilità di giocare a porte chiuse. Stop. E non prendiamocela sempre col presidente Guarasci. Ormai è così. Dove è Guarasci, era come un chiudo. Vabbè, era colpa mia. Vabbè, no, perché. Allora, ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo questi brevi consigli pubblicitari. La linea dopo è finita, adesso viene la regia. Allora, fra poco, è tua, la colpa è tua. Sì, certo, la colpa è tua. Tu sei andato a Milano. C'è la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera a tutti, ben ritrovati, siamo in diretta sempre da Franklin, Corso Mazzini, scusate se ho sbagliato. Vabbè, via tagliamo il Corso Mazzini, comunque è quella, diciamo, non è che Piazza 11 Settembre. Ricordiamo il numero per intervenire in diretta, questa sera tante telefonate, 330-469898, abbiamo già una chiamata, vediamo chi risponde. Allora, poi sentiamo, prego, vai con la telefonata. Pronto? Ciao, sono Raffaele da Cosenza. Ciao Raffaele, cosa vuoi dirci? Io penso come a zio, anche lo signore Elio. Ah, perfetto. Vabbè. Il presidente senza soldi si a dire, con merito a società. Benissimo. Tu ce n'hai qualcun altro che ci puoi suggerire? Tu ci suggerisci qualcosa? Vabbè, è chiuso, vabbè, comunque. Allora, è stato un messaggio molto preciso. Michele, prego, vabbè, comunque, io l'ho detto più volte, Pagliuso negli anni belli della Serie B volavano gli aerei, lo contestavano, Pietri, la cosentina, l'ira di Dio. Poi ha detto un giorno qui da Lupo a Lupo, me lo ricordo, Giovanni Pagliuso, a volte me ne vai io, mi sa che vi avete tu Zumbano, del resto forse è stato così per tanti anni. Effettivamente è un Zumbano, se mi dà bene. E non lo so, io Pucchi l'ha fatto andare con aerei, con contestazioni ogni settimana, 13 anni di Serie B e poi praticamente abbiamo finito. Ma dico, la stessa cosa sta succedendo con Guarasci, per carità, sicuramente molti degli errori ci sono stati, Elio, ma sono il primo a dirtelo anch'io, però in questo modo che dobbiamo fare? Dobbiamo andare, giocare a distruggere, distruggiamo anche noi e chiudiamo la partita. Io penso che ancora ci sono 12 partite se non mi sbaglio. È tutto dentro, si gioca, i partiti si giocano, scendono 22 giocatori in campo. Molte volte scendono anche 20, perché due stanno... Però ripeto, che devi fare? L'abbiamo capito, Elio, ma oggi che dobbiamo fare? Il primo a credere in una salvezza, però ho detto a Giampiero che se domani sera... Non Giampiero, Gianluca si chiama. Che se domani sera noi non vinciamo... Diventa più difficile. No, non è finito. Diventa difficile. E a tu i pigli più all'anno. Erano 32 punti, 31 e 32, tu ce n'hai 24. L'abbiamo capito, Elio, questo è poco ma sicuro. Sono 9 giornate che stiamo dicendo. Da domenica inizierà il nuovo campionato. A gennaio, dove abbiamo detto che iniziava il campionato, è andato a gennaio a Milano. Stiamo sempre sperando. Un centrocampista, non c'entra. Michele, sentiamo Michele, allora prego. Allora, io volevo innanzitutto sorridere quando sento parlare di sostegno da parte dei tifosi e volevo ricordare un po' a tutti quanti che la tifoseria del Cosenza sta dando sostegno dalla prima di campionato e lo sta dando, detto, certo, fammi finire, e lo sta dando in casa e fuori casa, nonostante un campionato bisogna guardare bene, guardarci bene intorno, un campionato che ad oggi ha proposto la terzultima posizione, che significa Serie C. Sì. Allora, dobbiamo essere
più ponderati quando parliamo della tifoseria. Dobbiamo unirci, la tifoseria è unita dalla prima di campionato. Probabilmente la squadra è stata poco unita rispetto a come è stata la tifoseria. Probabilmente il presidente non ha fornito la squadra degli elementi giusti per poterci giocare l'obiettivo minimo che è la salvezza, che era quello del Cosenza. Poi a me piace giocare con i numeri, perché poi i numeri alla fine ti dicono quello che hai fatto e sono lo specchio fedele di quello che sei andato a totalizzare nel corso del campionato. E siccome siamo già a 3/4 di campionato, su numeri abbastanza veritieri, allora anch'io sono un tifosissimo, io spero di vincere tutte le partite in casa, così siamo salvi, matematicamente parlando. Però al momento, con il pareggio della Cosenza a Venezia, i numeri mi dicono che all'andata, alla nona di campionato, avevi totalizzato gli stessi punti che hai totalizzato alla nona di ritorno. Sì. Se fai la proiezione, no? Una proiezione matematica, all'andata chiudi a 20 punti, il ritorno, se continui in questa maniera, vai a chiudere a 20 punti. 20 più 20, 40, e probabilmente ci salta pure il Trapani, no? Probabilmente. E allora, e qua non posso non essere d'accordo con Elio, quando dice che domani la partita è fondamentale, anche per un discorso di numeri, certo. E mi spiego. Voglio ricordare che noi all'andata siamo andati a Cittadella e abbiamo vinto, quindi diventa fondamentale vincere per mantenere quel trend che ti porta addirittura a 20. Sì. Ecco che diventa veramente importante la partita di domani, ed è un peccato, alla luce di quello che abbiamo visto a Venezia, non aver osato qualche cosa in più lì. E parlo di Venezia, ti mancavano due attaccanti, ti mancavano giocatori. Ma non è vero, Riviere, ti manca Asensio, ti manca. Non è vero, perché gli ultimi 5 minuti hanno giocato, non lo so. Gli ultimi 5 minuti abbiamo messo in campo un ragazzino che è addirittura della Sampdoria, ma io non voglio entrare in queste cose tecniche. Però insomma, il punto qual è? Alla fine che dobbiamo fare? Secondo te come andrà a finire? Il punto è che i giocatori comunque devono incominciare a sputare sangue. Sputare sangue perché Cosenza non può andare in Serie C. Voglio chiarire una cosa. Nessuno dice che la partita di domani non sia importante. È chiaro che è importantissima la partita di domani. Però parlo di numeri. Ho contestato solo il fatto che ha detto: se non vinciamo domani pigliamo le valigie, via, questo e quell'altro. In questo modo non mi piace. Sulla questione dei numeri siamo d'accordo, conosciamo tutti, sappiamo anche che l'allenatore Pillone è giunto da 3 partite e che ci portiamo dietro in questo girone di ritorno le sconfitte che abbiamo subito nelle prime giornate, a partire da quella con il Crotone, assolutamente immeritata. Vi ricordo il gol fantasma e il palo di Riviere sullo 0-0. Detto questo, quello è un fardello pesante, chiaro che non possiamo fare adesso, per quanto riguarda la guida Pillon, un raffronto che sia equilibrato, visto che c'è solo da 3 partite. Io non parlavo però di guida Pillon, è un trend. È chiaro che adesso la società ha cambiato allenatore per cambiare il trend, cioè non vogliamo fare i 20 punti, ne vogliamo fare di più. La speranza è quella di arrivare a un risultato, a un obiettivo. Quindi se parliamo così, se diciamo andiamo, non facciamo più le trasmissioni e facciamo la quarantena anche per il Cosenza, allora aspetti un attimo, allora abbiamo Antonello. Detto questo, vorrei ricordare che le squadre in campo ce le mettono gli allenatori, prima Piero Braglia e adesso Bepi Pillon. Sono loro che scelgono l'11. No, Vito, resta. Sono loro che scelgono gli 11, sono loro che vedono i giocatori durante la settimana. Colpo di scena, c'è il bello della te. Dove vai? C'è una... Vito, resta. Finisco il concetto. Ma se siamo qua a distruggere, io vado via. Perché c'è un obiettivo da raggiungere, c'è una salvezza da raggiungere. C'è un obiettivo, una salvezza da raggiungere. Non è possibile che facciamo processi ancora prima
Allora, accomodate. Voglio, fermatevi un attimo, mamma mia. Ma fermati un attimo, ma pure per stare... Oh, scusatemi, scusate. Calma il gesto. Allora, segui. Mi pare di Maria De Filippi, mi pare. E che la D'Urso, mamma mia. Ma vi mandate la D'Urso tutte e due. Allora, seguitemi bene, raga. Allora, ci sono queste giocatrici, no? Queste ragazze sono venute qui, ma dovete portare a Luigi, ma ci fanno... Lui, scusa, ma adesso... Allora, stemperiamo un po'. Antonello Caputo, allora, Antonello, buonasera, benvenuto. Salve, buonasera. Allora, scusaci per il ritardo che siamo arrivati da te. E stasera è forte perché c'è questa situazione, lo sai benissimo, insomma. Che vuoi dire, Antonello? Fatti una domanda, che se vuoi come Marzullo e datti una risposta. Allora, complimenti innanzitutto a voi per questa avventura. E come siete andati? Come è andata? Allora, siamo all'inizio, tanto ci salviamo. Salviamo, dai, siate fiduciosi. Allora, prego. Siamo solo all'inizio di questa stagione con la femminile. In campionato 2 partite, abbiamo 2 vittorie e domenica affronteremo la finale di Coppa Italia contro i cugini del Cosenza. Quindi con il Cosenza, sì. L'8 marzo, la festa delle donne. Quindi. Io insieme al mister Emiliano speriamo di farla Dove giocate, a San Vito. Noi stiamo sperando, è un sogno. Abbiamo fatto richiesta, ma ancora non si sa. Anche perché è giusto, perché le ragazze se lo meritano, stanno facendo un ottimo campionato, inizio di stagione. E sarà un premio per loro, perché in fin dei conti poi dobbiamo andare lì a divertirsi. Poi se vince il Cosenza, vince il Cassolibro, comunque la Coppa rimane sempre qui. L'importante è che vince qualcuno, dai. Sì. Allora, Antonello, che fra poco ritorno anche dalle ragazze e dei ragazzi. C'è una telefonata, chi abbiamo? Pronto? Pronto? Non c'è? Va bene. Non c'è nessuno. Io sono Chi sei? Antonio D'Angelo. Antonio D'Angelo dalla Corrida con Furore. Antonio, come stai? Come stai, Antonio? Come va? Tutto bene? Antonio può parlare, però se dici qualcosa si è messo paura, è chiuso, vabbè. Andiamo su. Ci sei? Pronto, sì, pronto, Fabio, ciao! Ciao, viaggi con 10 minuti di ritardo, tipo i Cobas che i treni, hai visto che viaggiano in ritardo. Anto, un abbraccio, Sì. Ti vogliamo alla corrida, Anto. Ti aspetto. Sì, Fabio, perché sono venuto da Got Talent. Sì, ti mando lì pure, non ti preoccupare. Vedi che... Poi ci mando pure a Elio, da D'Urso e anche a Vito che vogliono anche lì. Sono da te, dillo in diretta, vedi che ogni sabato sono al ristorante Campanile che faccio karaoke. Va bene, ciao, un abbraccio, ciao. Allora, Elio, ciao. Chi altra telefonata? Una presternata. Pronto, chi sei? Facciamo un po' di telefonate. Buonasera, sì. Ma stasera non mi vuoi farmi partecipare alla telefonata? Vai, sei in diretta adesso, io ho una presa all'altra, arrivano, vedi, a tamburo battente, cosa vuoi dire? Vai. Buonasera a tutti gli ospiti, buonasera a zio Elio, a tutti quanti, un po' fate arrabbiare zio Elio, Ma si arrabbia solo, chi si arrabbia? L'ho messi vicini qua e stanno pigliando, vabbè. Sì, ma zio ha ragione, domani è l'ultimatum, o si vince o si fanno le borse e se ne vanno a casa, questo è poco ma sicuro. Bravo, che contenta, visto che contenta. Che cosa volevo dire? Una cosa, Fabio, ma dimmi una cosa, come mai la Serie A ha bloccato 5 partite e noi invece abbiamo giocato a Venezia? Io questo volevo sapere, che i giocatori di Serie B sono immuni, non ho capito. L'abbiamo detto anche noi, l'ha detto poco fa un telespettatore che ha chiamato e voleva sapere anche, purtroppo è così. Natalie, in bocca al lupo anche a te, speriamo bene per domani, dai, che dobbiamo fare? Speriamo bene che i cittadini non ne portano coronavirus, di loro siamo rovinati. Natalie, pure tu mi dici metti. Natalie, ma domani nevica. Dai, vabbè. Ciao Natalie, un abbraccio. Forse devo ombrello domani sera. Ciao, allora, prego. Vito Castignaro, allora, buonasera, benvenuto anche a te, Vito. Grazie. Grande tifoso del Cosenza. Grande tifoso da sempre. Stemperiamo un po', allora. Sì, assolutamente. Io volevo fare ma no, perché ognuno c'ha ragione, in modo suo. Elio dice una cosa, uno dice una, ognuno. C'è un po', siamo tutti arrabbiati. Ma Elio, fermati, fa parlare lui, ma dopo, aspetta. Sì. Vai, prego. No, io volevo fare 2 considerazioni. Aspetta.
sintetiche. Aspetta, allora, prego, volevo dare un messaggio, volevo fare una considerazione che possa dare fiducia e poi una considerazione critica ma costruttiva, perché dobbiamo raggiungere la salvezza, quindi su questo non ci sono dubbi. Allora, la considerazione di fiducia è quella che non ci dobbiamo fare impressionare dal fatto che quelle squadre teoricamente da noi raggiungibili, tipo Juve Stabia, tipo Venezia, tipo Ascoli, ma il Pisa stesso, però il Pisa hanno certo molti punti più di noi, ma non moltissimi. Però io sono convinto che il primo obiettivo possibile ed è raggiungibilissimo sono, e non ci dobbiamo impressionare, sono i play-out, perché se dal Venezia o dal Pisa o dall'Ascoli noi abbiamo 8 punti, 9 punti da uno di quelle, 8 da uno di quelle, nette ai fini dei play-out sono la metà. Cioè noi dobbiamo recuperare, dobbiamo arrivare quarti. La Cremonese è acchiappabile assolutamente, perché ha 3 punti, quindi la possiamo tranquillamente acchiappare. No, non importa, la possiamo, ma sono punti che possiamo recuperare. Gli altri li dobbiamo considerare al 50%, perché se noi arriviamo quarti a non più di 4 punti dalla quintultima facciamo i play-out. Quindi chi ha 9 punti gli dobbiamo recuperare i 5, chi ha 8 gliene dobbiamo recuperare i 4, ed è assolutamente fattibile. La seconda considerazione, critica ma costruttiva, mi fa riferire al fatto del nuovo modulo che finalmente Pillon ha deciso di porre in essere, perché sbagliò in buona fede quando fece il famoso 4-3-3, perché è una squadra che non se lo può permettere, perché una delle carenze che ha sempre appalesato la squadra è la difficoltà a gestire la fase difensiva, cioè il raccordo tra centrocampo e difesa. Allora il 4-3-3 però lui in buona fede è appena arrivato, probabilmente magari qualcuno gli avrebbe potuto fare una relazione un pochino più approfondita, però può capitare, ha fatto il 4-3-3, ci è andata anche male perché siamo stati sfortunati, però non se lo può permettere il Cosenza, infatti adesso fa il 3-5-2 che è il modulo più adatto. Io farei addirittura un 4-4-2, allora nel 3-5-2 o nell'ipotetico 4-4-2 che farei io, ma io non sono un tecnico, anche il 3-5-2 va bene, non si può prescindere, e io questo volevo dire anche stasera, dal giocatore. Grande partita, anche il primo tempo col Crotone ha fatto una grande partita, poi è stato sostituito che era stanco fisiologicamente. Io vedo in questo ragazzo che corre, aggredisce gli spazi, soprattutto nella mediana, può compensare quella carenza che noi abbiamo nella mediana quando gli avversari hanno sulla 3/4 la palla. Noi abbiamo la carenza di non riuscire ad aggredire lo spazio per fermare quel giocatore. La persona più adatta in questo momento è Prezioso, perché segue il giocatore, non lo lascia di piede e poi è in grado anche di impostare le azioni. Quindi io farei un appello, io non sono un tecnico, farei un appello ma Pillon penso a che Pillon adesso di fare giocare Prezioso, ma io addirittura lo farei giocare anche insieme a Brox, perché corrono tutti e due molto ed è sulla mediana abbiamo bisogno di questo giocatore. Secondo me vedi che Fabrizio ha portato qualcosa così, Elio, calmati un poco, mo che arriva, inizia qualcosa. Fabio, intanto c'è un'altra telefonata. C'è una telefonata? Il signor Panucci. Sì, allora, prego, buonasera, prego. Salve, buonasera. Buonasera, prego. Di sottofondo sentivo parlare di moduli, quindi volevo fare una domanda soprattutto al mio compagno di squadra, Mister Aita, chiedendogli insomma se al di là del modulo quanto è importante entrare in campo sereni e lasciare quelli che sono le problematiche esterne al calcio a fine tale di garantire un'ottima prestazione, insomma, perché noi siamo compagni di squadra da tantissimo tempo e sappiamo quanto sono importanti le motivazioni nel calcio e soprattutto se è più importante la motivazione o il modulo, la tecnica piuttosto che la tattica. Ti faccio una domanda di €1 milione. Bellissimo, allora innanzitutto... È un ragazzo anche in televisione? Grazie. Allora, innanzitutto saluto... ma guarda il ragazzino, come ti chiami?
con i capelli rossi, guarda che sta bene, guarda. Innanzitutto saluto tutti i miei compagni di squadra, mister, staff, presidente e tutta la scuola calcio, quindi sicuramente ci staranno seguendo. Rispondo a Gianmarco dicendo che per quanto riguarda i moduli sono soltanto dei numeri, conta l'intensità, la voglia che si ci mette e l'attaccamento alla maglia. Nel suo caso specifico credo che la serenità sia fondamentale, specie per lui che gioca in attacco, quindi insomma arrivare davanti il portiere sereno e sgombro da altri pensieri sia sicuramente la soluzione migliore. Senti, questo Cosenza come lo vedi? Cosenza lo vedo, da tifoso lo vedo bene, perché se perdiamo insomma la speranza, se perdiamo quella... Ma secondo te domani è importante? Sì, domani è importantissimo, però sicuramente porteremo a casa i 3 punti, al di là di numeri, moduli, bisogna sudare la maglia, lottare per i tifosi e cercare in tutti i modi di salvare questo Cosenza, perché il Cosenza rimane, i giocatori vanno via. Quello senza dubbio, hai detto bene, Aida. Bravo, allora, bravo. salutiamo questo ragazzo e poi fammi sentire i ragazzini. Allora. Vabbè, Gianma, grazie. Voglio sottolineare un'altra cosa, che sono in linea e poi abbandono insomma la conversazione. Volevo sottolineare, anzi augurare a tutti i miei compagni di squadra la stessa stima che ha Antonello Caputo, che è un nostro compagno di squadra che si autoproclama il più forte di tutta la categoria. Grande Antonello, un applauso. Con grandissimo affetto auguro a tutti la sua autostima. Grazie Gianmarco. Una buona serata. Allora, ricordiamo che siamo in diretta qui dal Franklin di via Tagliamento a Cosenza, nei pressi di piazza 11 settembre. Il locale è bellissimo, bisogna venire qua. Allora sì, Francesco mi dice che c'è la pubblicità, però la facciamo dare al capitano. Ecco, il capitano della nostra squadra, nonché bomber dell'anno passato con 25 Quanti reti. gol hai fatto? 25. Brava. Allora, fategli una mansardia, ecco, tutte e due belle. Andiamola lì, linea alla regia e ci vediamo fra poco, dai. Allora ci vediamo tra poco. No, linea alla regia. Allora, linea alla regia e ci al nostro vediamo amico tra poco. Giuseppe che ci segue in questo momento, dice linea Giuseppe che lui capisce. Allora, linea Giuseppe e ci vediamo tra poco. Vai. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ricordiamo che l'8 marzo ci sarà la finale di Coppa Italia regionale, Eugenio Coscarello contro il Cosenza Calcio Femminile. Speriamo in una vittoria, speriamo di vincere. Speriamo di vincere, brava, sì, senza dubbio. Sì. Vi facciamo migliore auguri. Invece tu ti stai divertendo? Il microfono. Tu come ti chiami? Coglia Giuseppe. Tuo padre è a casa in questo momento? No, è a lavoro a Foggia. A Foggia? Sì. E invece il tuo è qua? Dov'è? Ah, è lì. I capelli rossi sono della razza tua, del nonno. Infatti il papà, mo lo vado a beccare il papà, vieni qua, vieni. Allora, seguitemi, vedi Francesco se riesce a seguirmi con la telecamera, un attimo che passo, posso passare? Sì, posso passare, ecco qua. Vieni Francesco, seguimi, il papà. Buonasera a tutti, buonasera. Come va? Sei tifoso del Cosenza, papà? Sì. Speriamo bene questo Cosenza. Ma sì, sicuramente domani sera vinciamo e così facciamo un piccolo passetto in avanti. E tuo figlio invece l'hai spinto tu a giocare? Tu giocavi prima a calcio? Un pochino, nelle categorie dilettantistiche, sì. Che categoria hai giocato? Ho fatto fino alla prima categoria. Bravo, e altre poi cose. Abbiamo appeso le scarpe. Poi saluto Fabio qua. Ciao Fabio, come stai? Buonasera Fabio. Volevi chiedere qualcosa? Ho visto che prima volevi intervenire qua. Ma tu vieni spesso qui al Franklin? Sì, è un ottimo locale, mi trovo bene, soprattutto per l'accoglienza che mi danno. E questa è la cosa più brava, che bella pubblicità che ci hai fatto. Non è una pubblicità, è la verità, la realtà dei fatti. E poi hai capito com'è? Oggi la qualità premia in tutto. Sì. Allora, prego, che vuoi dire? È una cosa bella. Volevo dire una cosa, scusate, innanzitutto grazie per avermi dato la parola. Buonasera a tutti e un in bocca al lupo alle ragazze per quanto riguarda da disputare questa finale l'8 marzo come dice il mister Aita, che è la cosa più bella, che rimane sempre a Cosenza, o il Castrolibero o il Cosenza, però sarebbe più bello il Castrolibero perché è una nuova società che inizia adesso. Volevo fare una domanda al mister Aita, alla signora Elio Principale. Sì. Io da poco intenditore, mi intendo un po' di calcio perché sono in una società sportiva e volevo fare anche i complimenti al Castrolibero che domenica hanno giocato contro l'USD Parenti, un ragazzo giovane, non so quanto aveva,
Matteo, bravissimo. Siamo rimasti tutti quanti orgogliosi per come giocava quel ragazzino. Sembra fra Fabio, mi pare tu. Veramente, non ti sapevo che eri così calmo. Però la domanda parla prima di 10 e mezzo. Adelio volevo dire che prego. sono contrario ai ragazzi del Cosenza, quelli che sono in prestito, perché a volte i ragazzi che sono in prestito che fanno? Sudano la maglia più di coloro che sono in quindi possesso di una società, perché si devono sudare un posto, un contratto. No, chi sono io non voglio pronunciare. Io dico che amare la società del Cosenza è una cosa molto bella, non possiamo. Noi, la prima cosa che io voglio dire a tutti i tifosi del Cosenza, che oggi sono bravi a dire se si salva, se non si salva, disprezzamenti. Alla fine del campionato davamo un 10 lode al mister Braglia e ad oggi noi gli abbiamo detto grazie e alcune di persone l'hanno mandato via che volevano la testa e noi gli abbiamo detto grazie per quello che ha fatto al mister Braglia. Oggi c'è questo nuovo mister. Ricordiamo che raggiungere una salvezza non è facile, perché ci sono squadre che iniziano un campionato e per vincere un campionato a volte lottano per salvarsi. È vero, la Serie B è così. Comunque, ma non è il messaggio così, è questo. Anche Vabbè. la Serie A. Grazie, Io voglio Fabio. dire che Sì. se amiamo la squadra o i propri beniamini, aspettiamo il risultato finale e poi possiamo giudicare. Che domani è una partita importante, senza dubbio. Grazie comunque, grazie. Allora, sei qua, Francesco, guarda, ho qui un mio amico che volevo salutare, ma non so se riusciamo a farlo vedere. Oggi ti puoi spostare prima, poco, va. Assolutamente. Perché lui non ama le telecamere, devo dire, è qui perché ama anche lui il Franklin e quindi è di passaggio, lo saluto, l'avvocato Calvelli. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Avvocato, gli togli una mano, ma non il Cosenza, è vero? Assolutamente sì, non amo le telecamere, amo il Franklin e amo soprattutto il Cosenza Calcio, che purtroppo per me è una malattia. E quando sento alcuni commenti, e non me ne voglia nessuno dei tuoi ospiti, che continuano a dire che noi tifosi dobbiamo continuare a sostenere la squadra, la nostra squadra del cuore, non mi pare una cosa giusta, perché noi tifosi lo abbiamo fatto all'inizio del campionato, continuiamo a farlo. Evidentemente chi non aiuta noi tifosi sono proprio i calciatori. Io vorrei, o meglio, fare un appello ai calciatori e cercare di mettere in campo quell'ardore agonistico che dall'inizio della stagione ad oggi è mancato. Una volta perché era Braglia, la colpa era di Braglia, adesso è del direttore sportivo, è del presidente. Io dico che bisogna remare tutti nella stessa direzione, ma i calciatori ci devono dare una mano, perché se no è una battaglia, persa. In partenza, bravo. Io vi dico la sincera verità, da tifoso del Cosenza ho il dovere e invito tutti quanti a crederci in una salvezza, che però vi dico sinceramente, insomma, non è facile, non è assolutamente facile. Poi non vorrei entrare né nel merito di questioni tecniche e se mi dovessi mettere a parlare di qualche altro personaggio, io vorrei riallacciarmi un attimo alle parole di Zio Elio quando parla del Presidente, io stenderei un velo pietoso. Chiedo scusa Fabio, chiedo scusa a tutti i presenti, perché io penso che la causa principale di quella della stagione di quest'anno è del Presidente Guarascio. Non me ne voglia un Presidente, ovviamente, che mantiene la squadra perché è un hobby, lo posso anche capire, è un hobby, quindi non ha la stessa passione, non ha gli stessi sentimenti, non ha lo stesso trasporto che abbiamo noi tifosi. Quindi Fabio, io ti chiederei la cortesia, vorrei fermarmi qui, perché se dovessi continuare a parlare sarei un fiume in piena, non mi fermerei e non so quello che potrei dire. Allora, aspetterei di una cosa importante. Assolutamente. Ecco, tu, molti, non solo tu, ma tantissimi, sento parlare, danno la colpa a Guarascio, dice Guarascio non ha preso i giocatori, Guarascio è uno che non è, come dici tu, lobby, quell'altro il fair play, l'appello o meno. Sì. Oggi, diciamo, ci troviamo a un bivio. Hai detto bene, hai fatto bene l'appello ai calciatori. Sono loro che scendono in campo. Sicuramente da domani in poi
devono metterci qualcosa in più, anzi devono però questo metterci... ritornello da domani in poi io lo sento da tante domeniche. A Venezia avrebbero dovuto metterci in campo la rabbia allora facciamo una cosa, ti faccio una carambata, adesso glielo diciamo, vediamo se mi risponde il Presidente Guarascio, avevo detto che poi lo chiamavo più tardi, così glielo diciamo, ci Presidente, guarda, molti, l'avvocato così, quell'altro, altri ci sono tanti imprenditori che vogliono prendere la squadra, le sentite quanti ce ne sono, no? Di imprenditori che vogliono la squadra, il Cosenza Calcio, ma dove sono poi tutti questi imprenditori? Da quello che mi risulta c'è qualcuno che vorrebbe rilevare la società del Cosenza Calcio. Certo. Da quello che mi risulta, però onestamente non me la sento di dare una notizia fondata infondata. Assolutamente no. Assolutamente. Quindi non penso che ci siano tutti questi, no? Non ce n'è nessuno secondo me. Non lo so se ci sia qualcuno, io ritengo di sì. Dobbiamo chiederlo al Presidente Guarascio. Però devono andare da lui e che a dirgli, no? Perché poi le trattative non si fanno sui giornali. Ma lui che cosa, cioè voglio dire, è propenso a cedere alla società? Certo, se uno arriva con i soldi in mano, ma mi risponde il Presidente, se mi risponde glielo diciamo, no? Sì. Magari c'è qualcuno che dice, guarda Presidente, questa leggenda metropolitana, hai visto che la squadra tu non la dai? Presidente, buonasera, sono Fabio, siamo in diretta qui dal Lupo al Lupo, insieme a me c'è un applauso al Presidente, eccolo qua, questo è il Presidente Guarascio. Presidente, una bella carrambata, stasera la vedo dura la cosa, ma anche perché il messaggio che stiamo lanciando e hanno lanciato anche i tifosi, pare che oggi sono andati anche allo stadio a contestare o meno, vogliono non 11, 22 leoni domani sera in campo, questo penso che l'avranno capito. E poi Presidente c'ho l'avvocato Calvelli qua insieme a me, insomma come tanti altri io dico sempre che sicuramente la colpa poi va divisa in tutti, no? Tutti l'allenatore, saranno i giocatori, sarà il Presidente come dici tu, il direttore sportivo meno. C'è da salvare un'annata, sicuramente chi ha sbagliato poi alla fine uscirà. Però Presidente io una domanda devo fare, ma vi è giunta diciamo voce, qualcuno all'infuori dai media, dai giornali, che le parole che vogliono acquistare la società, Presidente? Guardate, buonasera a tutti. Buonasera Presidente. Ma è da 8 anni che sento questo diciamo ipotetico, questo interesse da parte questi imprenditori, perché prego. Di vedere concretamente non ho mai visto nessuno. Sì. È da 8 anni che sento sempre la stessa voce dove praticamente c'è qualcuno, è come se io non fossi interessato, non lo so. Sì. Allora Presidente, guarda, io ripeto, siccome l'ho detto anche la scorsa settimana, saluto l'avvocato Calvelli, grazie avvocato del suo intervento, a lei. Perché mi avvicino dal signor Principato, perché lui insiste su questo discorso di questi imprenditori che dici che sono venuti o meno. Io ripeto, allora cosa vuoi dire al Presidente? Presidente, buonasera. Buonasera Principato. Io dico una cosa, voi se viene domani mattina un imprenditore dalla Cina. Dalla Cina no, dalla Cina no, ma Elio, dicono dalla Cina, lascia perdere. Voi siete disposti a cedere alla società? Guardate, se viene qualcuno concretamente, se no concretamente, diciamo di richiesta o comunque questo tipo di domanda, è da 8 anni che mi fate sempre la stessa domanda. Bravo, infatti quello che ho detto io. Come sapete c'è stato un anno che addirittura mi avete fatto credere che uno aveva messo un assegno circolare dal notaio. Sì. No, e lasciamo guardate. Allora. Io dico oggi, se c'è un imprenditore... No, aspetta un attimo, Elio, qua dobbiamo dire un'altra cosa. Siccome stanno mettendo in giro questa voce, io l'ho incontrato, il Presidente l'ho chiamato, anche l'altra volta Padre Fedele ha detto che c'erano questi imprenditori. Allora, le chiacchiere stanno a zero, chi vuole acquistare va, si siede a un tavolo, ma non con me, non alla televisione, deve andare lì dal Presidente, non in televisione, ai giornali. È disponibile a cedere, il Presidente è disponibile a cedere. Se qualcuno fa una proposta... Ma Principato, scusate, no. Ma posso
possibile che non si riesce a capire che le cose vanno fatte secondo le regole? Bravo. Cioè chi è questo? Chi è? Ma se lei conosce qualcuno, perché piuttosto non lo dice sto nome? No, io conosco me, io se avevo i soldi me la compravo io. Quindi, allora, però ma se io vinco una cifra non la vinci sicuro, vabbè, quindi non dopo e vengo da lei è disponibile a vendere la società? Qui è la domanda che le faccio. Allora al Principato gliela do, certo che gliela do al Principato. Quindi è disponibile certo, a vendere ha visto, è quello che ti ho detto io, ti crea questi problemi. Prego, infatti io ho capito il discorso del Presidente. Cosa, che al Principato gliela do. Bravo. No. E poi viene un altro tizio che praticamente capisco che non lo do a uno che praticamente come dire non fa bene per il Cosenza, non glielo do. Bravo. Mo si merita un applauso, Presidente, o no? Che dite? Bravo Presidente, ecco qua. Non è che dobbiamo Presidente, poi io ho fatto stasera, mi hanno fatto arrabbiare, specialmente forse ha detto stampa. Io ho detto e lo ripeto a voi, così lo potete dire domani. Domani sera o si vince o si vince. Se non si vince domani sera, tutti i giocatori che quella specie di direttore sportivo fammi parlare, allora sempre stesse cose. Ma non esiste fammi parlare, fatemi parlare. Tu dici dai la colpa a Tringhera. Sono solo allora vi sto dicendo, se domani sera ci dite ai giocatori che se non vincono domani sera quelli in prestito mandateli via a casa. Hai capito Presidente? Domani praticamente tu ti vuole liberare anche dei giocatori principali. Allora, non dei giocatori, vabbè. Sì. Allora vediamo di fare un po' di chiarezza. Prego Presidente. Pronto? Sì, prego Presidente, prego. Allora noi abbiamo ancora 12 partite. Sì. Ok? Allora, avendo 12 partite intanto le ultime 3 partite abbiamo fatto 4 punti, giusto? Sì. Voglio dire, ancora con 12 partite, se tutti insieme ci crediamo, perché poi il campionato non lo dobbiamo onorare fino all'ultima partita, ok? E dobbiamo praticamente crederci, perché se ci crediamo, io credo che fare 20 punti non è la fine del mondo. E la squadra, voglio dire, l'importante è che io, per come ho visto i ragazzi, è una squadra viva, è una squadra, voglio dire, che ha dimostrato, chiaramente con tutte le difficoltà, perché purtroppo stiamo avendo un po' di difficoltà. Abbiamo giocato a Venezia, eravamo senza attaccanti, come sapete. Lo so, l'ho detto prima. Tutte e due hanno avuto dei problemi. Ora, la questione di domani non può rappresentare ogni partita loro sanno che è una finale, ogni partita sanno che devono fare una battaglia e quindi di conseguenza se tutti insieme, e io invito, faccio un appello al Principato che lui è uno dei tifosi più importanti, è uno storico, tutti insieme ce la faremo. Guardate che ce la faremo veramente, non è una cosa impossibile. Certo. Ma noi lo pensiamo, il fatto che loro dobbiamo crederci, è possibile che qui ci credo solo io. Ora abbiamo, i ragazzi sono tutti, abbiamo una rosa che rispetto all'anno scorso, se mi permettete, non lo dico io ma lo dicono esperti, è una rosa molto più forte rispetto all'anno scorso. Quindi noi abbiamo dei giocatori che giocando partita dopo partita, a cominciare da domani sera, ma già ripeto, le ultime 3 partite abbiamo fatto 4 punti. Sì, è vero, quindi siamo già in una situazione rispetto alle 5 partite precedenti dove ne abbiamo fatto 0, chiaramente per ragioni diverse, non da addebitare all'allenatore, assolutamente, ma ora abbiamo iniziato, un altro campionato. Abbiamo 12 partite, in 12 partite riusciremo a fare su 20 punti? E io penso di sì. Allora se facciamo 20 punti, insomma, male che va ci facciamo i play-out, no? I play-out saremo capaci a farli, non abbiamo paura di nessuno.
Bisogna crederci, dai, lo so, bisogna crederci tutti insieme e lo dobbiamo stare vicino alla squadra, devo sentire il nostro calore. Perché così si vince il campionato. Così si... Presidente, lo stanno sentendo che il nostro calore dall'inizio del campionato è caccia e mezzo, ci sono delle partite che sembrano i giocatori che come giocano svogliati, non ci mettono il cuore. Con 2C, il cuore con 2C, perché con una... Fammi vedere, sì. Voi dovete scendere negli in campo, spogliatoi con la frusta, e Presidente. incazzare, possibilmente iate con il numero, lo sapete qual è il numero? E datele tutto. Vabbè. Presidente, soprattutto c'ha ragione, dovete incazzare anche. Domani. Sì, ma guardate, io su questo, guardate, io dico questi ragazzi, io li conosco uno a uno, ci tengono tantissimo e loro, insomma, figuratevi, una macchia del genere non la vuole nessuno di loro, quindi ovvio, certo. Se c'è stata, e voi le partite l'avete viste, lo sapete che qualche partita è andata storta, chiaramente io non vi voglio dire la partita di Pescara, non vi voglio dire invece come hanno fatto bene a Pisa, cioè qui il problema è che noi abbiamo avuto delle partite che sono andate storte, ma non perché i ragazzi sono stati svogliati. Sono stati torti arbitrali, però, torti arbitrali. Ora ne abbiamo altre 12 partite e Venezia non è che può andare sempre in un modo storto. Diciamo, un attimo, Presidente, scusa un attimo. Perché ce la possiamo fare tranquillamente. Ce la possiamo. Guarda un poco che bello della diretta. Secondo te, Erika, io no. Siccome c'è un utente, un telespettatore che vuole intervenire, chi sta mi chiama, c'è uno che vuole intervenire. Aspetta, c'è un Presidente ogni 20 anni che parla ogni tanto. Ma tu mi dici, Gianluca ci facciamo dopo la domanda. Allora, scusa, Presidente, la facciamo chiudere. Dicevo, Elio un messaggio lo vuole lanciare, forse molto probabilmente anche voi che siete una persona tranquilla, non vi arrabbiate mai, siete sempre con i piedi per terra, forse un pochettino vi dovete pure incavolare con questi giocatori, no? Domani andate prima della partita, dici, voglio, mettete perché i tifosi vi rispondono, allo stadio vengono in 12.000, 10.000 dappertutto, qua il patrimonio della Serie B non lo vuole perdere nessuno, in primis i tifosi. È pur vero che poi, come diceva anche Vito poco fa, i tifosi, i giocatori vanno via, però i colori e la società rimane, quindi auguriamoci che insomma da domani ci sia un'inversione, Presidente, ma con l'erba che sanno mangiare nel campo, come dicevano all'epoca. No? Un premio promozione, andate domani, che questi giocano solamente per i soldi, i paga già, i soldi ci sono. E ma guarda Elio, no? Presidente, guarda che ha detto prima di abbassare i biglietti, no? Tu dici che mette un premio promozione, tu abbassi un biglietto, cioè, scusa, che fai? Tu invece il biglietto lo devi aumentare e ci metti il premio di allora vedi, così deve fare. Comunque, Presidente, in bocca al lupo, grazie per la telefonata, non so se c'è grazie a voi. Però, Presidente, ce la faremo, però una cosa è certa, che il Presidente Guarascio è disponibile a cedere alla società a persone serie, a persone che non vanno sulla stampa a fare comunicati oppure per strada che me la piglio io Cosenza che non lo vuole dare, quindi se c'è qualche imprenditore, dico, che vuole il Cosenza, il Presidente andate, vi sedete, carta alla mano, vedete, vi fate le vostre proposte e ne discutete. Se no sempre sti chiacchiere, ogni anno sempre la stessa cosa, c'è chi che vuole il Cosenza, ma mo piglio io, ma si faccio il tifoso per Enalotto, insomma, abbiamo finito. Vabbè, Presidente, grazie e in bocca al lupo per domani. Ciao, grazie. Allora, grazie Presidente. Allora, prego, chi c'era? Allora, signor Antonello, ci scusi Antonello, per l'attesa, abbiamo fatto ci dispiace. Prego Antonello. Ho capito. Io volevo chiedere al capo ufficio stampa del Cosenza, ma Braglia non poteva essere mandato via prima, cioè bisognava aspettare la quinta sconfitta consecutiva per mandarlo via. No, non ci siamo accorti che quest'anno Braglia non andava bene per il Cosenza. Allora, rispondo nel senso che col senno di poi tutto sembra fattibile, però il mister Braglia godeva e gode di una grande stima. Non era un allenatore qualsiasi, era un allenatore che ci ha portato in Serie B, l'allenatore che ci ha salvato insieme agli altri, insieme ai ragazzi, al direttore, al presidente l'anno scorso, era un trittico che ha funzionato benissimo, quest'anno abbiamo avuto
anche dei risultati che hanno fatto pensare che il Cosenza potesse riprendersi. Penso soltanto alla doppietta con Pisa e poi Empoli, che sicuramente hanno ritardato un qualcosa che probabilmente frullava nella testa del presidente e del direttore, ma essendo arrivati quei risultati si è sperato che la squadra potesse ripartire di slancio. Detto questo, proprio per la stima, per il rispetto che godeva il mister Braglia, si è sperato fino all'ultimo. Ripeto, non era un allenatore qualsiasi, la squadra sembrava aver reagito e risposto, poi c'è stata la sconfitta con il Crotone assolutamente ingiustificata, sappiamo che non era immeritata in particolare. Detto questo, si è prolungata questa situazione. La speranza è che comunque con l'arrivo di Baby Pillon, appunto i 4 punti di cui parlava il Presidente, a cui faccio i complimenti per il suo intervento, perché è stato veramente un bel intervento, ed è il senso. Forse io mi sono scaldato molto oggi da subito perché zio Elio è partito in quarta, però quello che ha detto il Presidente l'ha detto meglio lui. Dal punto di vista della comunicazione oggi ha vinto 3-0 nei miei confronti perché è stato molto più pacato, più tranquillo, più positivo, cosa che non ho fatto perché sono molto grintoso, molto arrabbiato, e io sì, me la mangio l'erba stasera e anche domani. Detto questo, nessuno dice che i tifosi del Cosenza non sostengano la squadra, l'importante è, lo ripeto, appello che faccio a tutti, non fischiare nessuno al primo, al secondo o al terzo passaggio sbagliato. Abbiamo bisogno di fiducia perché tutti ci servono fino in fondo. Non ci sono nomi, non ci sono giocatori di Serie B, di Serie C, ci sono giocatori del Cosenza, dobbiamo arrivare fino in fondo con loro, fino in fondo all'obiettivo. Grazie. Vi ricordo che siamo in diretta qui dal Franklin, saluto Fabrizio, allora, lo troverete qui, guarda qua, questo è quello che è proprio il responsabile della sala, sei tu, vero? Sì, siamo io e un altro collega, Salvatore, che adesso non c'è. Tu sei tifoso del Cosenza? Certo, sì, non seguo tutte le partite, però sono tifoso da cosentino. Come sta andando? Tutto bene? Sta andando bene, sì. Qual è il pezzo forte vostro? Qual è? Il nostro piatto forte, abbiamo delle carni buonissime, è molto buone, la pizza pure buona, e poi soprattutto c'è il barman Aldo che Aldo numero 1, abbiamo detto prima, abbiamo iniziato con lui numero 1. Luigi come va? Luigi se la cava, sì? Sì. Va bene. Siamo al top. Ma quello è con l'Academy Milan, ormai la Coscarello cammina, vabbè, ho visto che sei responsabile lui. Grazie Fabri, ciao. Ti stai divertendo? Ti sei divertito? Sì. Sei proprio niente, ma ha fatta faccia, era meglio che stavare a casa, no? No, va bene. Dammi un voto alla trasmissione da 1 a 10. 11. Bravo, meno male. No, scherzo a parte, allora vuoi dire qualcosa? Siamo in chiusura, Antonio, prego. E che dire, forza Cosenza, ci salveremo, bisogna essere più positivi e non faremo nemmeno i play-out. E un in bocca al lupo alla Coscarello, no? Coscarello, sì. E anche al Cosenza che domenica. E domenica 8, ricordiamo, ci sono questo incontro con la squadra femminile. Sì. Cosenza Calcio contro Coscarello, Eugenio Coscarello, Castrolibero, la scuola calcio. Grazie Antonio Caputo. Giusto? Antonello, è più bello Antonello è più bello. Allora saluto il mio amico Pasquale Scortecci che ci segue da Reggio Calabria, un abbraccio anche a lui e a tutta la regia, però purtroppo anche per Mimmo Toscano è andata male ieri. Insomma il Rende ha preso questo punticino, la regina è andata male, la Vibonese ha preso nei minuti finali, un abbraccio anche al presidente Caffo. E il Catanzaro com'è andato Catanzaro? Benissimo. Benissimo. È andato benissimo, va bene. Allora, speriamo che batte il Bari. Allora, prego Michele, siamo in chiusura, una battuta conclusiva. Sì, io mi fermo chiaramente a parlare un attimo del Cosenza e della partita di domani. Partita dura perché io credo che il Cittadella ancora possa provare a raggiungere il secondo posto, quindi verrà a Cosenza per giocarsi veramente il tutto per tutto. A noi lasciamelo passare, non ce ne deve fregare assolutamente niente. Ma sì, il San Vito Marulla deve diventare quello che è stato l'anno scorso per tante squadre, un fortino inespugnabile. E vincere contro il Cittadella e poi, solo dopo che abbiamo vinto... Pensiamo una cosa alla volta. Volevo dire anche un'altra cosa, che è una giornata che ci offre diversi scontri piacevoli. Io dico uno su tutti, Cremonese e Empoli, con un Empoli che ha perso in casa con il Pordenone e che probabilmente ci può fare qualche favore. Aspettiamo il campionato ancora è lungo, pensiamo a noi, pensiamo a vincere noi. Allora Elio, grazie per il tuo contributo. Ancora è lungo il campionato.
sentirne da 9 cominciamo. Mi fa piacere. Cominciamo da domani. Mi ringrazio il Presidente che ha detto che abbiamo una squadra che è superiore a quella dell'anno scorso, quindi dovevamo almeno avere 40 punti, ne abbiamo 24. E quindi, grazie Presidente della squadra che hai fatto tu e il direttore sportivo, avete fatto un'ottima squadra. Grazie. Prego. Allora, Vito, vai. Caro Fabio, a me duole dirlo, però non sono queste le trasmissioni che fanno bene al Cosenza Calcio. Bravo, hai fatto bene te, bravo. Hai fatto incavolato. Okay. Che dici? Ma perché vi siete seduti vicini tutti e due? Allora, ma guarda che io, è finita, io ed Elio siamo amici, io lo rispetto perché è una persona. Non condividiamo alcuni punti. No, alcuni parecchi, vabbè, fermate, se no vi piglierà d'urso dopo. Allora, grazie Vito. Allora, Vito Castigliano, sì, prego. Sì, giusto per chiudere, allora. Il massimo, domani sarà proprio il massimo è un appello a Pillon di fare giocare Prezioso e fare giocare la squadra un pochino più corta tra i vari reparti, così da non lasciare troppi spazi. Se mi sta sentendo. Scusa. Allora, scusa. Pillon, ti raccomando, segui ha detto Vito perché sicuramente sarà così. Grazie, sto scherzando. È un mio padre. Io dico forza Cosenza femminile in bocca al lupo. Al lupo, bravo. Questa partita. Allora, c'è già stata una partita 1-1 Vigna e Sesti. Sì, nel triangolare. l'anno scorso pure 1-1 e poi in casa abbiamo vinto noi, gol di Morena. Grazie a Ita, grazie anche a te. Grazie un abbraccio a voi. alle ragazze. Un saluto a tutti. Un saluto da parte dei miei compagni di squadra, ad Erika in modo particolare. Un applauso a Erika, Erika se lo merita, grande Erika. Allora, vi ricordo che siamo stati in diretta qui dal Franklin, vi aspetta il Franklin via Tagliamento a Cosenza, nei pressi di piazza 11 settembre, dove si mangia veramente bene, si sta bene, e poi c'è anche Aldo e tanti ragazzi in gamba. Allora, dal Franklin da Cosenza è tutto, io ringrazio gli ospiti, la Coscarello, Eugenio Coscarello, che sono stati insieme a noi questa sera. Ricordiamo l'8 marzo c'è questa partita, la finale tra il Cosenza Calcio femminile e la Eugenio Coscarello. Un in bocca al lupo, una lupa al lupo, anche un bentornato in Serie A, anzi la prima volta in Serie A alla Calcio a 5 Pirossigeno, quindi il presidente Pino Fuoco, il signor Piro, tutta la squadra della Pirossigeno. Allora da parte mia è tutto, grazie ad Elio, Vito, i due Vito qua, poi anche il nostro Michele, Antonello Caputo, il nostro tecnico qua, Aita. Non è niente ad Alberto, anche un parente lontano. Tu subito chiedi ad Alberto Aita, vabbè, TG, c'è il telegiornale, ci vediamo domani allo stadio, tutti allo stadio, una felice. Grazie a Luigi Gaudi, un abbraccio anche a te, grazie a Luigi, ciao avvocato, grazie.